Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Giovedì 1 aprile, con il simbolico taglio di nastro in via Massimo d'Azeglio, il sindaco Giancarlo Piva ha sancito la fine di 2 lunghi ed intensi anni di lavori che hanno coinvolto tutto il centro storico estense. È una grande occasione per noi oggi riconsegnare alla città anche questa parte rinnovata, via Massimo d'Azeglio, ma oltre che guardare il sopra, che è stato un impegno importante perché abbiamo cercato di portare una pavimentazione di qualità non solo in via Massimo d'Azeglio ma anche sulle piazzette qui vicine a noi. E dobbiamo pensare a ciò che c'è sotto alla strada, sotto i marciapiedi, quindi il lavoro importante che è stato fatto è stata la realizzazione della nuova fognatura, dell'acquedotto, dei collegamenti del gas. Praticamente sono stati rifatti completamente i sottoservizi e questo rifacimento avrà una durata che molto probabilmente andrà anche oltre la nostra stessa vita. Adesso l'impegno nostro, insieme anche con le associazioni produttive, quindi con i commercianti, con i nostri artigiani, per valorizzare ulteriormente questi beni che abbiamo riconsegnato oggi alla città. Dobbiamo riportare gente a Este, dobbiamo fare in modo che la gente veda queste opere come opere che sono dedicate a loro, ai cittadini e anche a chi viene a Este. La speranza ora è che la conclusione dei lavori possa dare nuovo impulso al commercio lungo le vie del centro storico.